Nel IV secolo a.C. si formarono in Sicilia alcune colonie greche. Tra quelle che si stabilirono a Siracusa c'erano due giovani cari amici, Finzia e Damone, pupilli del grande Pitagora. I coloni greci portarono in Sicilia un'ondata di rinnovamento culturale. Col tempo, però, dovettero affrontare e convivere con il dominio tirannico di Dionisio il Giovane, che con le sue discutibili politiche fece alzare il vento della protesta e in particolar modo Finzia si troverà a contestare duramente il dominio tirannico di Dionisio ed è per questo che viene condannato a morte. Finzia rimane fermo ai suoi principi e alle sue idee ed accetta la condanna chiedendo una sola condizione: fare ritorno un'ultima volta a casa per salutare la sua famiglia. Ma Dionisio rifiuta, convinto che se gli fosse concesso, Finzia coglierebbe l'occasione per fuggire. Ma Damone, il caro amico di Finzia, si offre di prendere il suo posto per la durata del viaggio. Così Dionisio accetta le condizioni, a patto però che se Finzia non dovesse fare ritorno, Damone verrà giustiziato a morte. Passano i giorni e Finzia non fa ritorno. Così, giunto il giorno dell'esecuzione, Dionisio dà il via ai preparativi per giustiziare Damone, deridendolo per la sua mal riposta fiducia. Damone però rimane convinto che l'amico farà ritorno e infatti, appena prima che il boia esegue il suo compito, d'un tratto irrompe Finzia. Scusandosi con Damone per il ritardo, Finzia spiega che la nave su cui si trovava per tornare a Siracusa era stata colta da una tempesta e che dei banditi lo avevano aggredito lungo la strada. Dionisio, di fronte alla solidarietà dei due amici, rimane stupito e compiaciuto, vedendo in tutto ciò una prova di forte lealtà. Così decide di perdonarli entrambi e chiede anche di poter diventare a sua volta un loro amico.